Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Questa Santa Eucaristia nel ricordo di tutte quelle persone che hanno donato la loro vita per la patria. Affidiamo nelle mani di Dio la nostra nazione, chiediamo la sua grazia perché noi possiamo superare qualsiasi difficoltà per affrontare, andare avanti con tanto coraggio, affidandoci nelle mani del Signore. In mezzo a noi c'è il nostro caro sindaco Rocchino, altri sindaci di diverse comuni, abbiamo il partigiano combattente dottor Franco Barella, presidente di ANPI Gianni Melfatani, Mario Coccopardo, e ci sono i rappresentanti delle autorità civili e militari, e insieme offriamo questa Santa Eucaristia. Una difficoltà fisica della sua vita, certamente il Signore lo proteggerà. E chiediamo al Signore il suo coraggio e la sua tenerezza di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. O Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il dono della predicazione apostolica, fa che alla scuola del Vangelo impariamo anche noi a seguire fedelmente il Cristo Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A lui la potenza simile al Signore tra i figli degli dei, canterò in eterno l'amore del Signore. E anche il popolo che ti sta chiamando camminerà al Signore alla Il 25 aprile, festa della liberazione, nello stesso tempo la Chiesa celebra l'Evangelista San Marco. Come abbiamo ascoltato, c'è una conferma da parte di Cristo Signore che Lui è ritornato alla vita dopo la crocifissione e morte.
in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta.
vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Questa poesia per errore viene attribuita al grande Bertolt Brecht. Invece le parole furono scritte da Martin Niemöller, teologo e pastore protestante tedesco. Inizialmente fu un attivista politico del nazismo, poi nel 1934 cominciò ad opporsi al nazismo e venne arrestato nel 1937 su preciso ordine di Hitler. Rimase per 8 anni prigioniero in vari campi di concentramento nazisti e liberato nel maggio del 1945. Ma poco importa chi ha scritto questi versi, la cosa importante è il grande significato che hanno queste parole, soprattutto in questo momento e in questi periodi. Dobbiamo essere pienamente consapevoli che la democrazia non è un dato connotato ad una nazione. La democrazia non si realizza una volta per tutte, talvolta va riconquistata, come hanno fatto i nostri partigiani